Il corpo di Nicolò era qui, sotto una spessa coltre di fango e detriti, in questa zona che più volte i soccorritori hanno battuto palmo a palmo in 8 giorni di ricerche ininterrotte. Poi questa mattina, poco dopo le 11, nel giorno del lutto cittadino proclamato per tutto il territorio lametino per i funerali della mamma di Nicolò, Stefania Signore, e del fratellino Christian, anche i resti del bambino sono stati trovati. Il corpicino era a circa 500 metri dall'auto che quel maledetto giovedì sera la mamma Stefania lasciò su questa strada a San Pietro Lametino durante il violento nubifragio. Quella sera la giovane mamma ha cercato di mettere in salvo i suoi bambini, ma l'acqua li ha travolti uccidendoli. I corpi di Stefania e di Christian sono stati trovati venerdì scorso nel letto di un torrente tra San Pietro a Maida e San Pietro Lametino. Più difficili invece le ricerche del bimbo di 2 anni a causa del fango e dei detriti, ma la macchina dei soccorsi non si è mai fermata. Ce l'abbiamo messa davvero tutta, con i vigili del fuoco, tutti i volontari di protezione civile, tutto il sistema di protezione civile e grazie anche ai colleghi, perché io faccio parte del CNR, i colleghi del CNR che sono venuti con georadar, con l'elettromagnetometro. Al ritrovamento del corpo del piccolo ha contribuito anche il georadar messo a disposizione dal CNR. È stato decisivo il lavoro di squadra, abbiamo lavorato in sinergia, ecco, abbiamo lavorato giorno e notte, da giorni, senza sosta, e abbiamo questo risultato che chiaramente non ci ripaga della perdita della vita di questo bambino, però quantomeno ci dà il conforto di averlo potuto restituire agli affetti dei suoi cari. Intanto, dopo il ritrovamento del corpo di Nicolò, i funerali sono stati posticipati a domani. I familiari delle 3 vittime del nubifragio dello scorso 4 ottobre, infatti, vogliono dare l'ultimo saluto ai propri cari nello stesso giorno, tutti e 3 insieme, l'uno accanto all'altro, come lo erano quel maledetto giovedì quando la furia dell'acqua li ha travolti.